Le presenze e gli arrivi in Veneto sono cifre a 6 zeri e non solo a Venezia. La Borsa del Turismo, promossa dalla Regione Veneto, conferma la valenza di una vetrina per la vendita di prodotti turistici variegati. Quest'anno per la prima volta presenti anche le agenzie digitali e buyers indiani e cinesi. La Cina è il paese con le migliori performance per il Veneto. Al di là della promozione che facciamo in vari canali, penso proprio al mercato della Cina, dove siamo presenti nei migliori portali cinesi, e anche uno specifico che è una sorta di WhatsApp dedicato però al mercato cinese. Ci stiamo muovendo anche con la creazione di un nuovo portale, un nuovo sito internet della Regione Veneto, che sarà pronto all'inizio del prossimo anno e presentato alla BIT di Milano. Tutti gli operatori, ma soprattutto gli utenti, si affidano al web per avere informazioni e per prenotare, e noi vogliamo proprio essere lì come Veneto e essere in prima fila. La preoccupazione è che in Veneto arrivino troppi turisti, non solo a Venezia. Qual è la reale situazione e come arginare il fenomeno? Guardi, io credo che a Venezia l'unico sistema per arginare il fenomeno, se così si può dire, perché i turisti arrivano, e per fortuna io dico anche in Veneto, è quello di far conoscere un po' tutto il territorio veneziano. Noi abbiamo la possibilità di portare questi turisti non solo nelle mete classiche, ma a far conoscere anche quel resto di città che non è propriamente battuta dalle mete turistiche. Turismo, prima azienda dell'economia veneta, un'economia che alla riapertura dei mercati evidenziava uno spread oltre 300. Come commenta il governatore Zaia? Guardi, gli esperti di spread, esperti di finanza, se li ascoltavamo nel 2009 facevano la fine della Lehman Brothers. Per fortuna non li abbiamo ascoltati. Ricordo che nel 93, quando mi sono laureato, lo spread era 600 punti, nessuno ne parlava, forse perché non avevamo l'informazione. Dico che il governo vada avanti, si è assunto le responsabilità di portare delle misure nuove, io considero innovative per le imprese, penso alla riduzione dell'IRES, al tema dell'IVA che non aumenterà più, al 5% di tasse per i giovani che vogliono aprire delle aziende nei primi 5 anni, alla flat tax del 15 o del 20% di base scaglioni del reddito. Insomma, queste sono azioni che vanno nella direzione dell'impresa, la riforma della Fornero e molto altro ancora. Dopodiché immagino che nessun governo possa governare comprando tutti i giorni il Sole 24 ore, guardando tutti i giorni lo spread per capire se sta facendo bene o male. Non mi risulta che sia oggi un benchmark per capire se uno va bene o va male.